Tornano i nostri incontri dal vivo, anche se a distanza. Oggi parliamo di street art e lo facciamo con un artista, spiccando sempre di più, forse l'unico nome femminile dell'Olimpo degli street artist padovani. Stiamo parlando di Carolina Blanco, in arte Carolì. Mi chiamo Carolina Blanco, in arte ultimamente mi conoscono Carolì, è il mio nome d'arte, da quando ho iniziato a fare soprattutto street art. Sono italo-argentina, sono nata a Buenos Aires nell'86, sono immigrata con la mia famiglia nel 2002 e non sono più tornata. In poche parole, mi sono laureata al DAMS qui a Padova per coronare questo mio sogno e questa mia passione da quando sono bambina, che è il disegno, l'arte, e dopodiché sono partita per Roma. Una parentesi della mia vita, 2 anni, dove proprio lì ho conosciuto tantissime persone e ho iniziato a sperimentare la street art, il murale, per cui i miei disegni in modo grande, enorme. È stata una bella sfida perché la bomboletta spray non era uno strumento fino adesso che conoscessi molto bene, però diciamo che grazie alla grande passione ed dedizione e anche pazienza sono riuscita ad ottenere gli obiettivi a livello artistico che ti stanno dando soddisfazione. Sì, e che sto ancora sperimentando e certo. ne sono veramente molto felice. Il disegno rappresenta soprattutto le donne perché in primis perché le amo molto la loro sensibilità e questo modo anche questa sensibilità appunto che ci caratterizza di poter essere sempre resilienti e comunque andare oltre, no? La trovo una cosa meravigliosa e per cui ho sempre questa ispirazione molto latente dentro di me, che quando vedo un muro bianco alla fine la prima cosa che rappresento è sempre la femminilità in modo positivo. Perché mi spiegavi prima, Carolina, tu tramite i tuoi disegni torni un po' indietro, comunque riprendi una parte sospesa, lasciata indietro in Argentina, giusto? Sì, un aspetto che io rappresento appunto, come ti dicevo, spessissimo nei miei disegni ci sono delle simbologie che io ritraggo costantemente, appunto perché questo modo di disegnare, di dipingere che ho stilizzato molto infantile è praticamente un po' il ponte che unisce quello che sono stata, cioè i miei ricordi, le mie origini a quello dove abito adesso, l'Italia, per cui un ponte per ricordare tutti e 2 i mondi. Ed è qui che nasce la mia poetica, la mia poesia nel disegnare, per cui è andare indietro nel tempo per ricordare quei momenti di purezza, di spensieratezza, di magia, riportarli nel mondo attuale, per cui è sempre uno stimolare l'adulto attraverso sempre l'infanzia ed è questo che io voglio trasmettere ed è questo il mio messaggio. Certo. Perché la scelta di un muro rispetto alla carta? Allora, diciamo che il muro, senza nulla togliere la tela, la carta che comunque è il mio pane quotidiano, il muro mi dà adrenalina, è come buttarti da uno scoglio a 15 metri, cioè una sensazione pura di emozioni uniche, perché lavorare in grande attraverso anche la stanchezza e tutti i sacrifici fisici che comunque comporta, una volta che hai finito e vedere in grande quello che hai disegnato in piccolo è una sensazione unica, è una cosa di indescrivibile che ti porti e arricchisci dentro di te ed è questo fondamentale per me il murale e non solo per me ma anche per le persone che vedono dal piccolo, vedono una cosa così grande, no? C'è un progetto freschissimo a settembre con il Festival di Deltart curato da Melania Ruggini, sì. Dove realizzerò assieme ad altri artisti di cui colleghi un murales in una palestra e che sarà anche un laboratorio con i bambini dove la tematica quest'anno è la barca dei diritti e io rappresenterò 2 tematiche appunto incorniciati dall'amore, che è della vita del clochard e la sensibilizzazione delle malattie mentali, per cui unirò, anzi attraverso questo racconto, attraverso l'amore racconterò e soprattutto sensibilizzerò molto queste tematiche. Io ci tengo
che ci tengo sempre molto, anzi rappresentare questi momenti bui quotidiani che chiunque può attraversare sempre attraverso chiavi positive. In questo caso il mio mezzo è il muro e soprattutto il colore e la mia poetica, se può aiutare e può far riflettere, secondo me è già una bellissima missione. Certo, lo è assolutamente, Carolina. Adesso vogliamo un consiglio da parte di un'artista padovana, da una anche street artist. Quindi c'è un percorso, una zona, una location che consiglieresti assolutamente di vedere a un turista, ma anche a un padovano stesso che magari non ha mappato già tutta la città? Allora sicuramente, per chi non abita a Padova, consiglio il centro storico di Padova. Abbiamo tantissimi muri, murette, insomma di interventi di dei grandi artisti, anche un po' nelle periferie, ma anche nei dintorni della stazione. C'è tantissima street art molto molto interessante e che ne vale veramente la pena di vedere. Carolina, grazie a te, grazie mille per esserti raccontata, e se vedete una ragazzaccia arrampicata su un muro di notte potrebbe essere Carolina, non fermatela perché fa delle cose bellissime, quindi ne gioverà tutta la città. Grazie mille, Gaia. Grazie, prendi la sgaia.